Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in un paese della Riviera di Ponente tra Savona e Ventimiglia, ovvero appena dopo finale c'è Calice Ligure. Oggi faremo una gita che sarà caratterizzata da passaggi nel bosco, non sappiamo ancora bene se fare un giro o l'altro così, però la cosa più importante è due laghetti con due cascate molto caratteristiche per poter fare il bagno. Per raggiungere Calice Ligure basta uscire sull'autostrada 10 a Finale Ligure, poi prendere la deviazione che in 6 km porta a Calice Ligure, tutto senza fare deviazioni particolari. Oggi con me un po' di persone conosciute e meno così che mi faranno compagnia e che ci diranno qualcosa su cosa si aspettano su questa gita. Ragazzi, cosa vi aspettate da questa gita qua? Avete paura del caldo? Un pochino lo temiamo, però io non vedevo l'ora di venire a camminare un po' nel Ponente che adoro, e poi la cosa che proprio mi attira tanto andare a vedere questi laghetti del bello Blu. Sì, e ce n'è anche un altro con una cascata molto bella che ho visto delle foto, Sì, la cascata della Ferriera. Ho visto soltanto un video e la cosa mi attira molto. Natalia? Sono contenta di fare quella gita. E speriamo di non prendere caldo. Speriamo di non prendere caldo, però lo spettacolo sicuramente ripagherà. Paola? Con quel cappello? Col cappello antilibellule. Bene. Allora siamo pronti a partire, ora inizieremo con un tratto di strada asfaltata molto breve per poi infilarci nel bosco. A dopo. Ciao. Il nostro punto di partenza è questa piazza con l'oratorio di San Carlo e la chiesa di San Nicolò, proprio appena sopra la strada qui a Calice Ligure, e prendiamo questa direzione. E adesso attraversiamo la strada. Noi stiamo continuando la nostra salita che ci sta portando alla chiesa della Madonna della Guardia e a breve la raggiungeremo. E qua siamo arrivati al piazzale della Madonna della Guardia di Rialto.
Vi devo dare qualche indicazione sia sul giro che abbiamo appena fatto fino qua al Sant'Ora. Purtroppo in questo tratto qua ci sono vari sentieri diversi e alcuni dove passano biciclette mountain bike che fanno downhill. Quindi per questa seconda parte, evitando di beccare biciclette magari che vanno un po' veloci così, prendiamo questa direzione su per questa sterrata qua. E arrivati a questo punto fate attenzione perché ci sono 3 sentieri. Quello a destra che porta da dove siamo arrivati prima, quello a sinistra che va verso il Colle del Melogno. Qua abbiamo, come dalle nostre parti, un altro sentiero della Fornace e noi prendiamo questa direzione. E arrivati a questo nuovo incrocio giriamo a destra. Stiamo sempre scendendo in direzione del paese di Calvi, dalla chiesa, e questo sentiero qua è molto scosceso, nel senso che siamo partiti facendo una sterrata larga molto buona, poi a parer mio abbiamo sbagliato scelta, che era meglio continuare sulla sterrata larga che portava in fondo al paese, vedendo una deviazione diciamo che ci faceva arrivare prima a livello di chilometraggio, però non abbiamo tenuto conto del sentiero un po' dissestato che ora vi faccio vedere. Se lo sapevo ti portavo le candele. A Natalia! Auguri Natalia! Issa! Abbassa! Accosta! Alla salute nostra! Di Natalia! Alla salute di Natalia! Grazie. Auguri! E dopo aver percorso un po' di sentieri impervi e aver mangiato, siamo nell'ultimo pezzo di sterrata larga che ci sta portando a Calvi sulla strada asfaltata. E ora giriamo a sinistra, facciamo un pezzo di asfalto fino al bivio per andare nella zona della cascata delle libellule blu. E guardate che meraviglia! E dopo circa 1 chilometro di asfalto siamo arrivati qui all'ingresso della zona delle cascate della libellula blu. Guardate che meraviglia, che oasi incontaminata.
E questa è la cascata delle libellule blu. Dopo aver visto la bellissima zona della cascata delle libellule blu, ora torniamo indietro. Per semplificarci la vita facciamo un tratto di strada che qui sotto Rialto ci riporterà a Calice Ligure. Siamo arrivati in fondo al nostro giro e adesso Natalia, Angela, non mi ricordo come ti chiami, e Maria ci diranno qualcosa sulla gita, così cosa che vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, potete sfogarvi liberamente. È stata una bella esperienza, un tragitto abbastanza tortuoso e bello, calda, la giornata molto calda, però siamo stati ripagati dai laghetti della libellula blu che sono meravigliosi, una cascata stupenda, ci ha rigenerato tutti. Bravo, bravo Simone, grazie. Grazie Simone per tutte le cose che fai per noi. Tocca a te Angela, ce la puoi fare, puoi dire qualsiasi cosa spontaneamente, in libertà. No, bello, bellissimo il santuario, veramente bellissimo, un'opera d'arte. Sì. Bello. Com'è stato il giro in generale? Faticoso? Il giro in generale diciamo che più che faticoso è stato un po' ansioso per il fatto che abbiamo fatto tutte strade dove passavano le mountain bike, quindi avevamo uno stress pazzesco di trovarne qualcuna che abbiamo trovate, ma fortunatamente è andato tutto bene. Però vabbè, belli laghetti, cioè la cascata bella, bellissima. Natalia, che hai fatto poche foto alla cascata, ho visto proprio 2 o 3. Sì, un viaggio abbastanza impegnativo, ma bene comunque. Se mi avessi chiesto a qualcuno come passare il compleanno in abito da sera o con zaino, avrei risposto sicuramente con zaino, in bella compagnia. Perfetto. Come voi mi fate molto piacere. Grazie. Sì, poi alla fine, il premio con la cascata meravigliosa. Sì, mi è piaciuta davvero. Perfetto, ora io e Paola che ci tiene tanto a parlare così, cioè vi diciamo 2 parole. Paola, cioè che ci tenevi veramente a dire tante cose. Guarda, sì. Dici qualcosa, Volevo non fare la sociale. ringraziare Simone per questa bella giornata che abbiamo passato tutti insieme, abbiamo conosciuto posti nuovi, questo santuario meraviglioso, questa cascata con queste libellule blu stupende, in grande compagnia, e poi abbiamo festeggiato questo bel compleanno di Natalia in allegria e tutti insieme, quindi bellissima giornata, grazie a tutti. Che è stata veramente la chicca il compleanno di Natalia, perché Festeggiato con ottimo vino e ottimi biscotti e via, fatti portati da Natalia, grazie. Avete già detto tutto voi così, io guardo sempre a qualcosa di sicurezza, così c'è stato il sentiero, diciamo che si poteva evitare, come ho già detto durante i video, così dalla discesa dalla chiesa fino alla strada asfaltata, così. Però vabbè, le scelte sono sempre casuali così, quindi se fate quel sentiero lì sappiate che avete la scelta di fare la sterrata larga fatta all'inizio, così. Poi allora fatica secondo me è sempre un discorso individuale, però la temperatura oggi era intorno ai 30 gradi nonostante tutta la gita è stata fatta su bosco e no, perché certi tratti un po' caldi l'abbiamo vissuto. La prima parte era molto pendente, quindi più o meno 4 km così dalla partenza fino alla chiesa, quindi tenete in considerazione il vostro stato fisico come sempre, reintegrarsi in modo appropriato e farla magari nella stagione non più calda come adesso. Per il resto le bellezze l'hanno già descritte
le altre persone. Guardate sempre la strada sviluppata per non sbagliare i sentieri. Io vi segno i sentieri che abbiamo fatto noi, così poi scegliete voi. Iscrivetevi al canale che date sempre l'opportunità di far girare i miei video e far conoscere posti belli come questo alla gente interessata. E così, e con voi ci vediamo alla prossima gita. Ciao a tutti!